disposizione della gente che lo possa vedere e quindi possa in qualche modo recuperare per gli abitanti, diciamo, di Caorle la memoria storica e per i turisti possano vedere com'era strutturato il nostro territorio più di 100 anni fa. Andiamo avanti. Aspetta un attimo. Qui adesso vedete questo, come poi trovate anche nella lavorazione del progetto, nella descrizione dell'accordo di programma, avremo anche, qui abbiamo il secondo stralcio che riguarda particolarmente il comune di San Stino e come diceva l'avvocato questo è un progetto che riguarda due comuni, il comune di Caorle per la parte, diciamo, per la parte est, il comune, diciamo, di San Stino per la parte che è lungo il Livenza Vecchia o Livenza Morta o il Briano, come vogliamo chiamarlo. Come voi vedete su questa parte vedete che abbiamo gli stralci e abbiamo anche le lunghezze, le varie lunghezze, diciamo, dell'intervento. Complessivamente la pista che è a carico, diciamo, di Igiene Agricola nella sua completezza è di circa 27 km che sommati poi ai chilometri del Giro Livenza arriviamo ai 35-36 km complessivi che sono quelli che riguardano, diciamo, la possibilità di mobilità lenta di tutto quanto questo comparto. Ecco, qui vedete sono 36 km, qui vedete gli stralci, i chilometri dei vari stralci che sommano a 27 più questi che sono al Giro Livenza per un totale di 36. Questi sono i dettagli del primo stralcio che abbiamo inserito tanto per farvi capire come verranno realizzate. Questa è la parte che ovviamente è della sommità dell'argine, è come sera, e queste sono le sezioni che voi troverete lungo la strada provinciale. Sono dettagli che poi ritroviamo anche in questa parte in maniera più esplicita. Ecco, una cosa importante è che tutta questa pista ovviamente è una pista che è fatta in sede propria, è staccata dal percorso delle auto e quindi ha poi tutto un elemento, diciamo, di sicurezza e fa sì che la renda estremamente appetibile, non solo per quelli che possono essere gli eventuali turisti, diciamo, amanti della bicicletta o diciamo, di percorsi complicati, ma anche potrebbe andare benissimo come offerta per quanto riguarda i ciclisti tipo famiglie o anche persone, diciamo, che devono in qualche modo avere una certa facilità nella pedalata. Perché dico questo? Perché l'idea era quella non solo di creare un discorso di una pista, ma creare una pista che fosse facile da utilizzare, cosa che in alcuni tratti, per esempio, che potremmo avere sul Giro Livenza potrebbe diventare poi un po' problematica. Oltre a tutta una serie di elementi di sicurezza che poi spiegherò che abbiamo introdotto in termini di possibilità di pronto intervento. Questa che voi vedete, noi qui abbiamo pensato anche alla distribuzione della segnaletica lungo tutti i percorsi in cui vengono segnalate, perché questo percorso non può essere soltanto un percorso, un'attività di tipo clinico, di tipo fisico, ma anche deve diventare anche un racconto dal punto di vista culturale, in cui ci sono tanti editotti in cui raccontano sostanzialmente la storia del territorio. Non a caso, non a caso abbiamo fatto i punti di sosta, sono stati fatti in punti molto particolari, riguardano per esempio la Barchessa, quella famosa Tetto d'Oro di cui parleremo dopo, e in questo punto avremo il borgo, la Barchessa, avremo poi in questo punto nel Giro Livenza, perché dovremo necessariamente offrire la possibilità di avere dei punti di sosta data anche la lunghezza del percorso. Poi avremo un altro punto di sosta dove c'è la vecchia idrovora, di cui parlavo prima, e poi qui dove c'era dovrebbero essere i casoni, dovrebbero esserci, che è l'ultimo punto di sosta.
ogni punto di sosta ha le sue attrezzature perché la gente si possa fermare, riposare, eventualmente fare picnic e quello che serve. Questa è, scusa un attimo, questi sono i famosi totem di cui parlavo prima, in cui si possono raccontare, diciamo, qual è la storia del territorio di quell'area che sta attraversando il ciclista, e questa è la tipologia, diciamo, delle segnaletiche che dovremmo usare. Adesso vi faccio vedere quello che è, diciamo, la stima dei costi per quanto riguarda complessivamente l'intervento di piste che riguarda soltanto Cenerentola, e siamo intorno a 1,6 milioni. Questi sono i dettagli diciamo, delle aree di sosta di cui parlavo prima. Questi sono i luoghi in cui sono ovviamente studiate in modo tale che possano essere, no, fermati un attimo, in modo tale che ogni luogo sia rappresentativo. Qui vediamo la barchezza, qui abbiamo il passaggio dell'acqua che serve in giralivenza, qui abbiamo dove c'è il casone e così via. Questi sono dei dettagli che lo scorro molto velocemente, perché se qualcuno poi interessa possiamo entrare meglio anche nei particolari. Ovviamente tutto è studiato con un linguaggio che sia uniforme, comune, e non un linguaggio di tipo casuale, quindi anche il cosiddetto arredo urbano è fatto con una filosofia coerente. E un altro elemento importante che noi abbiamo valutato per quanto riguarda diciamo, questo tipo di percorsi è la questione della sicurezza. La sicurezza intesa sia come, diciamo, sicurezza intrinseca, quindi distante, con percorsi propri, distante dalle auto, e eventualmente, diciamo, distanze adeguate rispetto a quelli che possono essere eventuali pericoli, tipo scivolamento in acqua, eccetera. Ma non solo questo, ma anche si è pensato di mettere delle postazioni di allarme, eventualmente di totem di allarme nel caso che ci sia qualche problema, che siano poi in collegamento con il 118, e è una cosa che stiamo valutando. Ma oltre a questo stiamo studiando un'app, sostanzialmente un'applicazione da telefonino, tale per cui uno quando arriva, normalmente, voi vedrete, arriverà, ma la maggior parte arriveranno quasi tutti al centro aziendale, al borgo, c'è la possibilità di scaricarsi questa app, che è un'app non solo che racconta, diciamo, la storia del territorio, non solo racconta la vita che si faceva in quel posto, ma è un'app che ha anche una funzione di sicurezza, una specie di allarme, tale per cui una volta che scatta c'è la possibilità del geoposizionamento, diciamo, della persona che chiede aiuto. Questo in considerazione oltretutto del fatto che le piste hanno un fondo, diciamo, agibile anche per quanto riguarda i mezzi motorizzati, seppur occasionalmente, parlo di mezzi diciamo, veicoli di sicurezza, ovviamente, di ambulanze o eventualmente di moto che possono essere attrezzate al riguardo. E quindi l'arrivo, diciamo, del soccorso diventa estremamente semplice e diciamo, perché di fatto l'operatore sanitario che si trova poi a cercare la persona che ha bisogno ha anche la posizione del malato, ma anche la facilità di avere un percorso, diciamo, che è sostanzialmente una strada. Ecco, adesso passerei alla... Ecco, questa introduzione è stata fatta per dare i punti essenziali. Siccome le cose sono state già dette, sono state ridette, ho voluto semplicemente dare degli spunti, diciamo, per poter dare a chi poi sta in questo momento vedendo la possibilità di capire gli elementi fondanti, diciamo, del progetto. Adesso entriamo più nel dettaglio della parte, diciamo, urbanistica e vediamo come si presenta. Questa è tutta l'area di proprietà di Cenerentola, sostanzialmente, che voi vedete. È un'area che si sviluppa, come dicevo prima, in parte in comune di Caule, in parte in comune di Sastino. Infatti lungo la Livenza Vecchia c'è questo lembo di 20-30 metri che dall'argine, distante dall'argine, che si trova in comune di Sastino.
Andiamo avanti. Qui le varianti urbanistiche riguardano sostanzialmente, cioè riguardano esclusivamente il comune di Carle e se possiamo così sintetizzare, poi spiegherò meglio, riguardano le opere d'arte, sono questa che sarà di fronte al ponte delle Milance e quella diciamo della Barchessa, parlo del tetto della Barchessa, riguarderà la questione del centro aziendale e della velostazione, oltre al discorso, qui ci sono le piste, le altre piste. Questo discorso è per dare una sintesi diciamo, di quelle che possono essere considerate varianti. Andiamo avanti. Attualmente la destinazione è quella che vedete qui, questo è un NPA che deriva dalle zone agricole, queste sono le possibilità che oggi abbiamo in assenza di varianti di poter riutilizzare diciamo, questi immobili. Questa cosa vorrei fare un piccolo commento. Una nostra preoccupazione riguarda il fatto che molto spesso nella nostra campagna, in modo particolare anche nella campagna di bonifica nostra, per l'esodo che c'è stato 30-40 anni fa, diciamo la campagna, per il fatto che per la localizzazione che hanno, stiamo perdendo sostanzialmente una memoria storica rappresentata dagli immobili rustici che stanno per ragioni di mancanza di manutenzione crollando. Quindi ci siamo posti anche il problema di come poter in qualche modo dare anche un senso, un recupero diciamo dal punto di vista storico, dal punto di vista della memoria storica di questi immobili, cercando di collegarli ad una possibilità di recupero che non sia di tipo speculativo ma legata alla logica del progetto che sto presentando, ovvero sia a un recupero di tipo culturale. Questo è lo stato di fatto, diciamo questo è lo stato del PI per quanto riguarda il centro aziendale. Io spero che insomma, tutti voi più o meno lo conoscete e quindi tornato indietro. Allora, ovviamente questa è la villa, qui abbiamo la Barchessa, scusate, abbiamo la vecchia cantina e queste sono le abitazioni, degli operai perché come voi sapete questo borgo di fatto ci vivevano 2500 persone, quindi era una sorta di comunità che aveva sostanzialmente al suo interno quasi tutti i servizi, c'era la posta, c'era tutto. Ecco, all'interno di questo ragionamento di valorizzazione si è discusso anche con diciamo, i tecnici comunali per quanto riguarda la possibilità di come recuperare il borgo. Allora avevamo sostanzialmente due problematiche. La prima riguardava il fatto di creare delle opere che fossero immediatamente funzionali alla realizzazione delle piste. La seconda, ovviamente, ci fosse un'idea complessiva sul resto, diciamo, del complesso edilizio. Per tale ragione è stato pensato di creare, come vedete questa linea rossa, una delimitazione di un'area che dovrà essere in futuro sottoposta a piano urbanistico attuativo. Questo permette poi all'amministrazione di avere un ulteriore controllo su quello che poi verrà fatto all'interno del borgo, con la possibilità di estendere le destinazioni d'uso rispetto a quella che voi avete visto, oltre a quelle che voi avete visto che attualmente sono previste nel PI, anche queste segnate in rosso. Voi vedete sostanzialmente che abbiamo laboratori, spazi museali, espositivi, laboratori artistici, spazi per manifestazioni culturali, artigianato di servizio, attività commerciali, però che sono legate a piccole attività, come vedete qui, quali panifici, pasticcerie, cioè piccole cose che possono essere inserite diciamo, all'interno di questa realtà che possa in qualche modo ritornare ad essere quello che poteva essere una volta una piccola comunità, che però a questo punto diventa una comunità che ha una valenza non più di tipo agricolo, ma di tipo a questo punto culturale e turistico. E come vedete la parte che era esclusa era questa parte, che era quella dell'attuale cantina
la nuova cantina cosiddetta, che noi abbiamo estrapolato dal piano del PUA ed abbiamo anche pensato di porre in adiacenza un parcheggio. Questo perché? Perché questa è la componente che mi serve velocemente, perché quando mi arrivano i turisti che poi devono usufruire, o le persone che devono usufruire delle piste delle piste, inevitabilmente queste devono avere anche la possibilità A di parcheggiare da qualche parte e B di avere anche un servizio per quanto riguarda, eventualmente avessero qualche problema, diciamo un meccanico che possa in qualche modo aggiustare la bicicletta, o eventualmente non avessero la bicicletta, la possibilità di noleggiare una bicicletta. Allora all'interno della nuova stazione sono previsti tutti i servizi per quanto riguarda diciamo, noleggio e eventuale piccola officina per le biciclette, e questo è lo spazio che abbiamo pensato per i turisti che devono in qualche modo parcheggiare in modo sicuro. Dovete pensare che per quanto riguarda, torno indietro sul PUA, per quanto riguarda il PUA, qui abbiamo anche valutato, ed è una cosa che poi necessariamente verrà realizzata perché il PUA deve essere presentato entro un anno dalla data di approvazione, diciamo, della variante, anche la possibilità di rendere più sicura, più efficiente quello che è l'innesto dalla statale 14, diciamo, a quella che è attualmente la vecchia cantina. Attualmente, data la strada, la provinciale molto stretta, data anche che non ci sono neanche coni di visibilità, è un punto, diciamo, pericoloso che in qualche modo abbiamo cercato di superare, cercando di fare un parcheggio che possa essere, che fosse anticipato rispetto a quello che è attualmente in uso, in modo tale da avere le distanze di sicurezza rispetto, diciamo, ai coni di visibilità per rendere, diciamo, l'innesto all'ingresso sicuro. Andiamo avanti. Ecco, adesso abbiamo concluso per quanto riguarda la questione relativa diciamo, al centro aziendale, ma ci occupiamo per quanto riguarda sostanzialmente la Valchessa. La Valchessa è quella Valchessa di Capotoni, sicuramente voi la conoscete, è una Valchessa che dovrà portare sul suo tetto quest'opera d'arte, questo tetto dorato, e per fare questo già è stato presentato un progetto per quanto riguarda, diciamo, il rilievo dell'amianto e la sistemazione del tetto per poter poi ricevere, diciamo, il tetto dorato. Sempre su questo immobile, che diventerà anche un punto di sosta per quanto riguarda la pista ciclopedonale, le varianti in termini di destinazione d'uso, le varianti sono sostanzialmente questo, come vedete, sempre coerentemente con quello di cui parlavo prima: spazio espositivo museale, laboratori artistici, punti di ristoro. Una cosa piuttosto interessante che mi sono dimenticato di sottolineare è il fatto che nei punti, diciamo, di ristoro di cui parlavo prima potrebbe essere un discorso estremamente interessante. L'abbiamo anche fatto, abbiamo iniziato a fare un ragionamento anche con l'ASL per quanto riguarda la possibilità di concedere diciamo, la gestione di questi punti a delle cooperative sociali, di persone che magari hanno qualche problema, qualche handicap, tale per cui possa essere anche un'occasione per loro di essere in qualche modo recuperati all'interno della comunità. Questa è una cosa che ci sembra abbastanza importante, perché non solo diamo la possibilità di poter, diciamo, ai turisti usufruire di questi panorami e di questa pista, ma cerchiamo anche di avere una ricaduta in termini sociali per quanto riguarda, diciamo, il territorio, ovvero sia quei 4-5 punti di cui parlavo prima possono essere tranquillamente gestiti durante la stagione estiva in modo particolare da queste cooperative. Andiamo adesso all'ultimo per quanto riguarda le soglie, ovvero sia le cosiddette opere d'arte. Allora devo fare una premessa. Le tre opere d'arte sono frutto di un concorso internazionale che è stato fatto per la Generale Agricola e delle Generali di valorizzazione della propria tenuta. Queste sono state individuate 3 punti, 3 soglie sostanzialmente, che sono i punti di ingresso alla tenuta, che vedete quello nord è questo,
dove c'è la Barchezza, abbiamo la soglia est, che è quella, diciamo, la zona quella che va verso San Donà, e qui che abbiamo il ponte delle Bilance. Su questo sono stati chiamati 5 artisti a livello internazionale, se voi volete vi dico anche i nomi, e di fatto la giuria, che era una giuria indipendente, ha poi designato vincitore il professor Garuti, su un progetto che fondamentalmente possiamo così riassumere: tetto dorato, scritta diciamo dinamica di fronte al ponte delle Bilance, che è una scritta che si illumina ogni volta che c'è un fulmine in Italia, ed è un collegamento con una società di Milano che poi dà sempre questi segnali, e quindi sostanzialmente è un rapporto, diciamo, che in qualche modo ci ricorda il rapporto che noi abbiamo con la natura. E terza, che sarebbe poi quell'ultima, che non riguarda, diciamo, la variante, ma riguarda il comune di Carlo, ma riguarda il comune di Sestino, riguarda il fatto di porre 5 statue che sono i cavalli del signor Renzo, di un contadino che attualmente vive proprio in quel posto. Proprio a memoria, diciamo, di questa realtà si stanno sostanzialmente fabbricando queste 5 statue, di cui 3 cavalli e 2 cani. Allora andiamo, ecco, questa è la Barchezza, andiamo alla Barchezza, questa che voi vedete. Questo è, diciamo, il progetto che noi adesso abbiamo presentato per quanto riguarda anche, diciamo, il togliere l'amianto e la ricomposizione, diciamo, del recupero delle capriate e la ricomposizione del tetto. Sopra il tetto, al posto delle tegole, sostanzialmente verrà messo sono queste piramidi dorate incastrate fra di loro, che daranno più o meno questo effetto. Non so se si vede molto bene, ma insomma questa è la prima. La seconda è quella che voi, ecco, questo è il ponte delle Bilance, sarà posta circa una cinquantina di metri del ponte delle Bilance, è una scritta piuttosto importante, e su questa scritta è una scritta che ogni volta che questa scritta, che insomma rappresenta sostanzialmente una frase di questo tipo, più o meno, se vado lo ricordo, ogni volta che questa scritta si illumina abbiamo un fulmine in Italia. Questo adesso esattamente come la ricordo, che non l'ho curata io, e quindi insomma comunque è una scritta che si illumina, diciamo, ogni volta che c'è un fulmine, che cade un fulmine in Italia. Ecco, con questo abbiamo concluso. Io sono stato molto veloce perché mi era stato detto di essere particolarmente sintetico. Se poi ci sono delle domande sono a disposizione. Ringrazio i professionisti di Genere Agricolo che sono intervenuti per la ottima illustrazione. Saluto anche l'amministratore delegato di Genere Agricolo, il dottor Alessandro Marchione, che è presente in sede, e lo ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale. Iniziamo la discussione, se ci sono interventi.
per l'architetto, no, per l'ingegnere Drigo. Sì, credo che possa essere d'aiuto l'ingegnere, forse così, magari concentrando le domande tecniche per poi... Sì, e dopo iniziamo la discussione noi, eventualmente se ci sono domande. Perfetto, benissimo. Grazie ingegnere, complimenti per l'illustrazione di questo progetto di cui apprezziamo sicuramente il valore dal punto di vista dello bilancio ciclopedonale, mobilità lenta e quant'altro, non ve lo ripeto, quindi perché penso che abbiamo compreso abbastanza bene. E quello che però non mi è ancora molto chiaro è perché si parla spesso di piste ciclabili, itinerari ciclopedonali e quindi siccome poi un po' di differenze ci sono, in un suo passaggio poi ha specificato che il pacchetto stradale in qualche modo farà un pacchetto stradale pensato per sopportare anche il carico saltuario di macchine o comunque di moto o di mezzi che non siano biciclette. Siccome, come accennavo in fase di dibattito in commissione, questi progetti delle volte rischiano di arenarsi, no, nelle loro vocazioni per problemi di manutenzione nel tempo, soprattutto laddove hanno degli itinerari che sono così strettamente, intimamente connessi ad una vegetazione che se non viene mantenuta nel tempo tende a fagocitare questi percorsi e poi a vanificarne di fatto la portata. Allora le chiedevo se poteva darci qualche delucidazione in merito alle accortezze prese per quanto riguarda appunto l'aspetto della manutenzione, perché ho visto su alcune sezioni, ammetto che non avevo studiato bene, ma per carità, ammetto che ho visto, ho preso da alcune sezioni che molto di questo itinerario è su sommità arginale, per cui probabilmente poi ci sarà la necessità di procedere agli sfalci degli argini e per questo vi chiedevo se era stato sviluppato un ragionamento, perché gli sfalci più delle volte avvengono con mezzi che sono pesanti, quindi rischiano di creare dei problemi tecnici proprio alla tenuta del pacchetto e di anche proprio per comprendere qual è la natura del pacchetto, se c'è questa criticità in qualche modo. Grazie. Allora, spiego brevemente, questo è uno dei problemi che ci siamo posti perché dire le esperienze che abbiamo fatto di piste, dobbiamo pensare che oggi qualsiasi opera, uno degli elementi fondanti perché renderla di fatto fruibile è che sia facilmente, la manutenzione sia molto semplice e anche molto economica. Quindi per quanto riguarda la pista, se parliamo della pista lungo la strada provinciale per capirci, quindi la pista quella che non è in sommità dell'Argine, e in considerazione della tipologia del terreno che noi abbiamo, che ovviamente è un terreno di tipo alluvionale, quindi un terreno che ha una serie di problematiche piuttosto importanti dal punto di vista geotecnico, noi faremo una stabilizzazione a calce, sostanzialmente, quindi senza apporto di nulla, la stabilizzazione a calce proprio per rendere il sottofondo in qualche maniera compatibile con i mezzi, ovviamente mezzi che devono essere i mezzi di manutenzione e eventualmente i mezzi di soccorso, questa è l'ipotesi. Oltre a questo poi avremo uno strato di circa 10 cm di ghiaino su cui verrà fatto uno strato di slurry che in buona sostanza sarebbe un asfalto su cui viene sopra ricoperto, che viene ricoperto di ghiaino. L'aspetto finale è come se fosse una strada inghiaiata, insomma, però ha la resistenza e il supporto, come se fosse una strada asfaltata, ecco, diciamo così. Queste esperienze sono state fatte, abbiamo visto che non danno problemi, è evidente che del tempo un minimo di manutenzione comunque ci sarà, perché ogni cosa bisogna la sua manutenzione, però sarà una manutenzione molto light, molto leggera e non avrà grossi problemi. Consideriamo poi il fatto che per quanto riguarda la
parte diciamo, dei sistemi di questo tipo di pista che si trova ad avere da un lato la specie di impugnazione, dall'altro lato si trova ad avere comunque gli alberi, necessariamente ha bisogno di manutenzione per quanto riguarda diciamo, la parte del verde. E quindi, come dire, questo è un carico che ha già messo in conto Generagricola per quanto riguarda diciamo, la manutenzione. Per quanto riguarda la parte invece quella relativa alla sommità dell'argine, ovviamente in questo caso abbiamo pensato di utilizzare invece di utilizzare non la stabilizzazione a calza perché non era possibile, ma di utilizzare un sistema di geogriglie con sempre del Tuvenan, per cui comunque il supporto diciamo, sia adeguato e sufficiente per quanto riguarda la manutenzione. Pensiamo che oggi uno dei problemi, cioè sostanzialmente la sommità degli argini già oggi viene utilizzata normalmente per quanto riguarda la manutenzione. La cosa che noi non volevamo, per cui abbiamo fatto questo tipo di scelta, è proprio il fatto che non volevamo che in considerazione del fatto che questi di fatto vengono utilizzati potenzialmente da febbraio, marzo fino a ottobre contratto a fare le piste, ci trovassimo di fronte a una situazione in cui in caso di pioggia prolungata ci fossero le famose tracce e quindi con questa soluzione sostanzialmente abbiamo eliminato il problema. Siamo anche abbastanza tranquilli da questo punto di vista perché uno dei problemi che noi abbiamo per quanto riguarda le piste che sono in sommità dell'argine, che sono piste che non sono ovviamente in proprietà dell'agricola, ma sono piste che verranno fatte su concessione o del genere civile per consorzio di bonifica e su cui Generagricola ha garantito che per 10 anni non ci siano problemi di manutenzione o eventualmente ci fosse qualche piccolo problema interverrà lei. Questo era. Per cui diciamo, l'aspetto della cura del sottofondo della pista e anche della superficie della pista è una cosa che è stata una delle cose principali per quanto riguarda l'elemento tecnologico, proprio perché le ragioni di cui parlava lei prima, proprio per evitare che poi queste mi creino una serie di problemi. Per quanto riguarda gli argini, soprattutto, ci sono dei problemi potenziali di dilavamento, lì abbiamo poi trovato una soluzione con delle geoscuoie, non vorrei dare del tecnicismo, però insomma che dovrebbe risolvere il problema, con esperienze già fatte precedentemente. Spero di essere stato esaustivo. Grazie ingegnere. Ci sono un altro intervento? Approfitto così poi vediamo di liberarlo il più presto possibile. No, grazie, è esaustivo, sì. Solo una precisazione perché durante l'esposizione abbiamo compreso che di 36 km 27 km sono all'interno dell'ambito, chiamiamolo privato, giusto, della proprietà, e i rimanenti 9 km invece sono su strade comunali, c'è di competenza comunale, quantomeno. No, la domanda, perché così poi la domanda era questa, cioè se 1,6 milioni di cui parlava di investimento complessivo, siccome ho accorto che diceva che era rivolto alla porzione di investimento all'interno della proprietà, escludeva la realizzazione dei 9 km oppure se comprendeva anche la realizzazione dei 9 km? No, quel budget che lei ha visto riguarda esclusivamente l'impegno che è così sottoscritto diciamo a Generagricola per quanto riguarda le piste, ossia le piste che è dei 27 km. Su quella diciamo del giralivenza io so che parlando con l'edificio tecnico c'erano dei progetti in atto, quindi non ci siamo occupati di questo insomma. Grazie ingegnere. Ci sono altri interventi? Consigliere Conte. Grazie, questo magari potrà rispondere il sindaco perché è un aspetto tecnico. Lei prima ha riferito che è stato posto a carico della proprietà la manutenzione per 10 anni. Mi chiedevo se dal punto di vista assicurativo è stato previsto una stessa tutela nel caso per i 7 km che riguardano il tragitto di cause, nel caso di incidenti o altro
Signor Sindaco, vuole rispondere? Sì, l'accordo prevede, quanto riguarda la manutenzione, siamo assistiti comunque da una fideiussione che viene lasciata a favore del Comune di Cavour e a favore del Comune di San Stino secondo competenza territoriale, e per quanto riguarda il rischio assicurato da lei riferito c'è la copertura. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Non c'è nessuno, quindi ringraziamo l'ingegnere Allegro e riprendiamo la nostra discussione su questo punto all'ordine del giorno. Arrivederci, grazie. Quindi, sì. Consigliere Anterno? Sì, grazie Presidente. Una domanda sociale. I residenti attualmente presenti nell'ambito dei Cacorniani, tutti coloro che faranno, avranno, questo sarà risistemato, saranno rettomare tutta l'area. Che fine faranno per quelle persone? Resteranno dentro, saranno garantite oppure dovranno muovere da qualche altra parte? Quel posto sarà solo per turisti, diciamo, residenza turistica, oppure anche per residenti nostri, cittadini? Risponde il signor Sindaco. Grazie Presidente. Allora, dal punto di vista dell'offerta turistico-culturale aperto ovviamente a tutti, è già stato ampiamente discusso. Per quanto riguarda la valenza sociale